avanti, lasciamo la categoria, anzi la sottosezione di Panda Noir inediti per andare nella sezione dei Panda Noir editi. E naturalmente vorrei chiamare subito qui con me colui che premierà la prossima categoria, che è uno dei giurati, anche lui uno dei fautori del premio Prunola. Invitiamo subito Carlo Vanin. Prego Carlo. Caro Carlo, eccoti qua. No, non è acceso, è di qua, lo faccio io. Eccolo. Abbiamo la nostra Katia, ringraziamo, che ci ha portato la busta che poi aprirai e ci dirai chi c'è. Allora Carlo, che ne dici? Siamo qua anche quest'anno, no? Sempre dal primo anno, qui, esatto. O lì, o qui, sono contento di esserci. È sempre emozionante, immagino, anche per te. Mamma mia, è tanto emozionante, guarda cosa abbiamo fatto, sì. La gente sempre di più. Sì, infatti complimenti anche da parte mia, come vi dico sempre, per quello che siete riusciti a creare qua a Castelfranco, veramente bravi. E naturalmente, sapendo che tu sei uno di coloro che ha creato il premio Prunola, deve essere anche una grande soddisfazione insieme ad Alessandro ed Andrea. La verità è che ho fatto ben poco. ho solo fatto una battuta ad Alessandro raccontaci, infatti. E mi ha preso sul serio. Raccontaci, infatti, volevo sapere questa storia, allora, Carlo. Sarò brevilineo. Sì. Allora, 15 miliardi di anni fa, no scherzo. Allora, 2015. Allora, io lavoro proprio. Alessandro aveva casa bottega, aveva la bottega proprio davanti alla mia libreria, e allora io, da buon lettore, da buon scrittore, sono anche un ottimo bevitore, allora passavo là molto spesso. E siccome si stava parlando del premio Strega in quel periodo, ho detto: ma ascolta, allora a Castelfranco abbiamo la Prunola, infatti, perché non facciamo un premio Prunola? E invece questo l'ha fatto sul serio. Grazie Andrea. Aveva tante casse di Prunola da smaltire. Il motivo fosse smaltire la Prunola in eccesso. Bene, allora Carlo, andiamo ad annunciare il vincitore di questo prossimo premio. Ricorda pure. Allora, il vincitore è Igor De Amicis. Scusate, la menzione d'onore della categoria Panda Noir Editi va a Igor De Amicis con la 7ª lapide. No, ragazzi, fermo, no, Igor non c'è. Non c'è, ragazzi, mi dispiace. Igor non c'è e quindi ritira il premio. No, potete stare in piedi, non volevo disturbarvi. Ritira il premio una sua collega di casa editrice, Giovanna Zucca. Musica! Ecco qui Giovanna, prego. Ritira i premi. Allora Giovanna, tu ritiri il premio a nome di Igor, che ci dispiace che non sia qui, volevi darci un saluto magari? Prego. Buonasera a tutti, a nome di Igor De Amicis e della De Agostini Planeta, vi ringrazio per questa bellissima menzione. Va bene, ti chiamerò Igor Zucca evidentemente. Ecco. Igor la terribile. La terribile. Bene Giovanna, ti ringraziamo per aver naturalmente ritirato il premio a nome suo, e andiamo comunque ad ascoltare un brano tratto dal libro di Igor, quindi ci accomodiamo e creiamo la solita atmosfera per lasciare al nostro lettore Franco un brano tratto dal libro di Igor. Lunedì 18 gennaio 2016, Santa Margherita d'Ungheria, principessa e monaca. L'aria del mattino era fredda e una pioggia sottile cadeva sul piccolo cimitero di paese, una cupa isola di dolore della provincia di Napoli. File ordinate di tombe, lettere di bronzo, volti, lumini tremolanti e fiori marci. Un cancello arrugginito che aveva visto giorni migliori, chiaia sul selciato, suoni ovattati e nessuna preghiera. La quotidiana processione di vedove inconsolabili doveva ancora cominciare. Ogni volta la stessa strada,
gli stessi gesti, un passo dopo l'altro per avvicinarsi al momento in cui avrebbero trovato il loro posto fra i morti. Gran cosa la fede. A volte nel silenzio 7 lastre di marmo lucente erano conficcate a forza nella terra nera, denti rotti in una bocca spalancata. Ringraziamo il nostro direttore Franco Berton e Giovanna, noi ti lasciamo andare a posto per proseguire la serata. Grazie Giovanna, salutaci tanto Igor.